Su H4 quello che prima era matto in C1 si trasforma in un semplice scacco e poi il suo re è indifeso, quindi penso che la mossa sia H4 due punti esclamativi, vediamo. H4 due punti esclamativi, sarà questa la mossa? O H4 due punti di domanda, non lo so. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, proviamo oggi ad affrontare sempre il puzzle race, la raffica di problemi a oltranza senza tempo. Questa è l'ultima posizione dopo l'errore della volta scorsa. L'elo del problema precedente era 2900. Vediamo se ora riesco a fare di meglio. Ora il nostro avversario ha appena giocato donna C8 a E8. Cosa facciamo noi? Allora, qua questa posizione il materiale è pari. L'unico vantaggio del bianco è la poca sicurezza del re nero. Penso che si potrebbe giocare posizionale, giocare torre F7 e il bianco sta meglio per via della torre in settima. Questa anche potrebbe essere la soluzione. Però non so se l'esercizio vuole che giochiamo così. Potremmo provare a tenere le donne, giocare donna H4, oppure magari donna H4, re G7, donna F6, o donna F6 per poi alzare la torre. Questo potrebbe essere un piano. O donna C7, no? Mantenendo, questa è un'altra candidata, mantenendo il re lì, preparandosi a entrare in settima. Allora, diciamo che in questa posizione, secondo me a livello umano, se un bianco gioca torre F7, ha chance di vincere questo finale, secondo me. Poi non so quale sia la soluzione richiesta. Probabilmente torre F7 non è buona, probabilmente secondo l'esercizio, perché un motore riesce a difendersi, però sarebbe una grande mossa pratica, soprattutto se abbiamo poco tempo, giocare così andrebbe bene. Che questi esercizi iniziano a essere difficili ed è difficile anche lottare contro la propria pigrizia per provare a mettersi lì e risolverli, quindi però ci proviamo lo stesso, proviamoci. Allora, potrebbe essere una mossa magari donna F6. Allora, donna C7 o donna F6 potrebbe essere probabile. Donna F6 potrebbe essere una mossa di dominazione, perché magari vogliamo continuare con torre F3, torre H3, non lo so. Potrebbe andare bene. Il problema è che ci sono sempre degli scacchi da controllare. L'altra idea potrebbe essere donna H4, re G7, donna D4, continuare a dare scacchi, ma poi il re va in G8 e migliora la sua posizione. Allora, se giocassi torre F7, minaccia H7, donna per, torre per, lui non può muovere il re, non può muovere la torre. Giochiamo torre C7, lì avremo una dominazione assoluta. Non so bene cosa vuole da noi questo esercizio. Donna F6 potrebbe essere, però gioca donna E3 scacco, re H1, donna G5, non sono sicuro dei progressi, no? Che potremmo compiere, anche se ovviamente stiamo meglio. L'altra idea, come dicevamo, potrebbe essere donna C7, un'idea di raddoppiare, o magari giocare H4 per raddoppiare, non so quale sia l'elo di questo esercizio, spero che non sia 3000. Sì, perché... Ah, però, che sciocchezza, mi sto concentrando lungo la colonna F e non sto pensando nella colonna E. Potremmo anche... È vero, questo finale probabilmente il motore lo difende, quindi giochiamo donna H4, re G7. Però ecco, per esempio, questa posizione, torre F7, donna per, torre per, una posizione curiosa. Qua penso che se giochiamo contro un motore, anche un motore con 3500 punti elo, non perdiamo. Anche se giochiamo con un avversario con 1000 punti in meno, è risk free per il bianco, cioè il nero non ha presupposti per giocare per vincere, perché la posizione è troppo semplificata e il bianco gioca troppo due risultati. Per ora proviamo a giocare la continuazione corretta, donna H4, re G7, torre 1, prendendo il controllo della colonna E, poi vorremmo entrare in E7. Questo dovrebbe essere troppo. Sì, torre 1, questa è più devastante, più diretta, poi entriamo in E7, dovrebbe essere vinta. Vediamo, donna H4, torre 1, game over. Cioè, diciamo che l'entrata in E7, seguita poi dal matto in H7 o da altre cose, perché se gioca tipo donna G8,
scacco, re F8, donna F6 vince. Ecco, non so perché non stavo vedendo questa cosa, stavo pensando al finale, mi sono perso in un bicchiere d'acqua. Ora ovviamente la donna è la donna, no? Cioè giochiamo donna per E1, che è anche l'unica mossa legale, e vinciamo. Ok, siamo ripresi dallo shock dell'errore dell'esercizio precedente. Ora possiamo continuare e provare a fare bene, se si può. Allora, vediamo questa posizione. In questa posizione potrebbe, allora ci sono alfieri contrari in medio gioco, lui un po' più debole sulle caselle scure. Qua abbiamo un paio di idee, per esempio alfiere di 4 potrebbe essere un'idea, attaccando il suo re su questa diagonale. Qualora lui catturasse in C6 potremmo giocare torre 1 intermedia anche e dovremmo vincere. Io voto per alfiere di 4, non so se... Qua abbiamo anche minacce di torre 2, non so se la accendiamo oppure no. Su alfiere di 4 cosa può fare? Proviamo, con donna per V7 non può perché cade C1. Cioè la torre per 6 torre 1, e non vedo nessuna mossa. Se gioco alfiere di 4, questo è un trucco nascosto, amen, un altro errore, ci avviciniamo alla sconfitta. L'alfiere di 4 è corretta. Re F1, ok, sarà questa la mossa difficile. Vediamo un attimo. Idee, torre per C1. Poi potremmo giocare anche torre V3, deviazione della donna dalla torre. Giochiamo torre V3, se gioca donna per V3, noi giochiamo torre per C1 e re G2, alfiere per F2. Se mi piace torre V3, attacchiamo la donna che difende C1 ed è anche uno sgombero della diagonale dell'alfiere in F2, un attacco di scoperta, quindi torre V3, no? Sì, torre V3 corretto, torre per C1. Ok, ci siamo ripresi bene dall'errore della volta scorsa. Ok, qua ne abbiamo un pezzo in meno, sta minacciando matto, quindi bisogna agire in modo efficace. Allora, andiamo avanti con questa posizione. Potremmo provare a entrare, potremmo giocare donna E6, no? Potremmo giocare, un'idea potrebbe essere donna E6, donna per A6, ma il problema è il matto. Quindi, allora, noi non vogliamo prendere matto. Allora, quindi vorremmo giocare donna E6. Io non so perché insisto tanto con donna E6, ma a volte l'intuizione, no? Dice che questa deve essere la mossa, donna E6, re H8 e poi non so. Donna E6. E cambiare le donne la scartiamo, cambiare le donne ovviamente no. Abbiamo la donna in presa. Cambiare le donne non vogliamo, cambiare le torri non vogliamo, perché lui ricattura anche di torre. Possiamo sempre farlo, quindi io penso che donna E6 deve essere la mossa. Noi dovremmo giocare donna E6 scacco e lui giocherà re H8. Come continuiamo dunque in tale posizione? Donna E6, re H8. Come potremmo continuare? Donna E6, re H8. Sono difficili questi esercizi, non sono affatto da sottovalutare. Donna E6, re H8. Non so se crearsi un buco per il re potrebbe avere senso. Non so se giocare torre 3 potrebbe avere senso, quindi donna E6. Ora lui ci dà fastidio con lo scacco in C1. Questo è il problema. Dobbiamo creare un buco per il re in tempo, quindi scacco, re H1. Ora potremmo giocare torre 3. Potremmo provare a giocare H4, deviazione della donna. Perché effettivamente, se la donna prende in H4, non ha tante caselle difensive. Se la donna da scacco, che lì non ha tante caselle... cioè giochiamo re H2, sì, quindi donna E6, re H8, H4, donna C1, re H2. Se lui gioca non ha donna F4 scacco perché abbiamo la torre in F3, abbiamo ancora cambiato le torri, quindi sì, penso che potremmo andare. Di donna E6 la accendiamo, non abbiamo la chiamata a casa per chiedere aiuto, quindi qui giochiamo donna E6, no? Donna E6, re H8. Ok, a questo punto deviazione della donna, no? Bisogno di evitare... La donna difende G6, difende varie cose, ho bisogno di
Su H4, se prendi in H4, gioco donna E5 e donna G7. Su H4 quello che prima era matto in C1 si trasforma in un semplice scacco e poi il suo re è indifeso, quindi penso che la mossa sia H4 due punti esclamativi, vediamo. H4 due punti esclamativi, sarà questa la mossa? O H4 due punti di domanda, non lo so. Allora H4 forse lui potrebbe difendersi con donna H5, allorché G4 due punti esclamativi, no? Continuando con la deviazione, poi andiamo a dare matto. Vediamo, H4, due punti esclamativi, sì, tutto corretto. Deve dare la donna e vinciamo. 58, non è poco. Ora, perché ora era gli ultimi, l'ero degli ultimi esercizi, di quelli che ho fatto oggi erano 2997, 3033 e 3059. Questo non so che lo ha, 3100. Allora, anche se in realtà non so in base a cosa decidano l'elo degli esercizi. Allora qua, in questa posizione il nero non ha scacchi. Allora, se io dessi scacco lungo la diagonale, il re potrebbe scappare in F4. Io stavo pensando di giocare G3, perché G3 minaccia matto in C6, tale matto è anche una scoperta. Però devo essere sicuro. Un'altra idea potrebbe essere F3, però scappa. Però se giocassi F3, F4, G5, il re scappa. Vediamo se la mossa è G3. Allora G3 minaccia matto in C6. Come si difende lui da tale matto? Allora G3 potrebbe giocare possibili difese. Cavallo per G3, torre di 8. E non è facile. Allora, vediamo un attimo. Se iniziassi con donna C6, donna C6, il re scappa, torna indietro, no, non va bene. Ma poi sto dicendo una sciocchezza, G3 non minaccia matto perché su donna C6 il re scappa in E5, quindi sto cercando con furia una vittoria che non è detto esista. Non so se l'obiettivo è pattare, se l'obiettivo è vincere. No, vediamo un attimo, F3 scacco. Re F4. Ora G3 scacco. Re per F3 non può farla per via dell'infilata, no? Vinciamo noi. Quindi F3, F4, G3, Re G5. A questo punto potremmo giocare H4, Re H6, ma niente da fare, il Re scappa. Quindi no, non sono sicuro, non sono affatto sicuro di questa posizione. Allora, potremmo giocare F4 per provare a minacciare matto in E5 in modo che il Re non scappi. Un'altra mossa. Però se giocassi G4 minacciando matto in F5, minacciando allo stesso tempo l'infilata, quando il pedone G dà fastidio, no? Quanto fastidio dà il pedone G? Però ma una sequenza forzata. Questo esercizio era una sciocchezza molto più facile di quello che pensavo. Stavo già pensando mosse silenziose, minacce imparabili, difficili. In realtà donna C6 donna C6 vince, creo già l'attacco raggi X contro la sua donna. Su re E5 do immediatamente la scoperta, scacco, cioè l'attacco di scoperta, donna C6, re F4 G3, attacco di scoperta, su cavallo per G3 difendendo la donna, H per G3, catturo il cavallo e poi catturo la donna. Su donna C6, se gioca re E5, gioco F4, trazione, il re va in F4 e G3 vince, attacco di scoperta. Su cavallo per G3 giocherò H per G3, poi prendo in H1 vincendo. Quindi la mossa è donna C6. Vediamo poi che lo avrà questo esercizio, quindi donna C6, F4, G3, non ha preso in G3, prendiamo in H1 e vinciamo. L'elo di questo esercizio era 3141. Sta diventando estremamente difficile risolvere queste posizioni. Questo siamo al 59, vediamo se arriviamo al 60, anche se la vedo dura. Perché questi esercizi richiedono uno sforzo energetico significativo. Allora, qua in questa posizione il suo re potrebbe essere leggermente debole, così come il nostro. Il nostro pedone è un passo dalla promozione, questo potrebbe essere un fattore vincente. Probabilmente questo è il fattore vincente. Potremmo eliminare il difensore della promozione, il problema è che se catturiamo in F3 poi lui ci darà matto.
Quindi non sarà questa la soluzione. Allora, potremmo giocare. Cosa potremmo giocare? Magari cambiare le donne e giocare al finale con un pezzo in più. Donna per F6, con un pezzo in più. Su Re per F6 promuoviamo e vinciamo. Donna per F6, alfiere per F6. Ora la promozione è difesa 2 volte. Ora vediamo, donna per F6, alfiere per F6. Ora possiamo deviare l'alfiere da questa diagonale. Donna per F6, alfiere per F6. Vediamo, se giochiamo G5. Ora l'alfiere nero in E7. L'alfiere nero in E7 sembra tenere tutto. Ma se giocassimo tipo alfiere C6, questo finale non potrebbe essere una vittoria teorica. Con l'idea poi di avvicinarsi con torre 8, non so se è una vittoria teorica. Potrebbe essere, perché poi portiamo il re. Potrebbe essere una vittoria teorica, quindi donna per, alfiere per, G5, e non sono ancora sicuro che sia la migliore, alfiere E7. Poi difendere, giocare alfiere C6. Alfiere C6. Si potrebbe vincere tale posizioni. Allora, vediamo un attimo se c'è qualcosa di meglio, vediamo se abbiamo omesso qualcosa. Pensando dei sacrifici, però, a cosa portano dei sacrifici? Non portano nulla, no? Dei sacrifici non portano nulla. Quindi donna per F6, alfiere per F6, G5, alfiere 7. Il materiale è pari e forse il finale è vinto per noi. Donna per F6. Dopo donna per F6, per F6, alfiere 6, G5. Alfiere 7, un'altra mossa potrebbe essere torre V7 che minaccia la promozione, ma non dovrebbe essere così forte. Mi piace alfiere C6, non so se entrare in questo finale, o se magari c'è qualcosa, qualche continuazione occulta, ancora più potente di ciò che stiamo dicendo adesso. E proviamo a ripensare un momento. Sembra che... Allora, io sono sicuro, cioè no, sono sicuro, negli scacchi non ci sono certezze. Alfiere, l'unica certezza è che un pedone in settima è prossimo alla promozione. Allora, donna per, alfiere per, G5, alfiere 7, alfiere C6. Poi giocherò torre 8. Non dico che sono sicuro al 100%, ma sono quasi sicuro che tale finale si vinca. Perché lui potrebbe difendersi con re in F7, provare a creare una fortezza, ma noi attiveremo il re poco a poco. Lui è sempre una posizione lì sempre sul punto di crollare. Ma non so se questa è la soluzione richiesta. Diciamo che se non è questa la soluzione, poi sarebbe bello verificarlo. Adesso proviamo a fare è che una soluzione mi attira, no? Proviamo a vederla. Proviamo a vedere se è corretta. Ah, ma c'è anche un'altra cosa, che sciocchezza, su donna per, alfiere per, G5. Lui ha anche alfiere E5 minacciandomi matto. Questo è un problema inaudito, è un problema gigantesco che bisogna assolutamente evitare. Hai capito? Donna per F6, alfiere per F6, G5, stavo mettendo alfiere E5 minacciando matto e minacciando la torre. Questo è un problema non da poco, è un problema che deve essere assolutamente evitato. Ok, proviamo a ripensare un attimo. Altre candidate? Adesso mi viene in mente un'altra candidata. In questa posizione potrebbe essere torre B7 che minaccia lo scacco di scoperta. Forse torre B7 perché il suo re è una posizione sfortunata e vogliamo promuovere dando scacco di scoperta. Torre B7, 2 punti esclamativi. Questa è la soluzione, non l'altra, per via dell'alfiere in E5 che vi dicevo. Quindi donna per, alfiere per, G5 e erronea per alfiere E5. Torre B7. Se lui cattura la nostra donna, noi promuoviamo con attacco decisivo perché diamo scacco. Il re si sposta e poi giochiamo G5, diamo matto in poche mosse. Torre B7, se il re va in G8, diamo scacco con la donna in B8 e lì dovremmo vincere. Perché dovremmo vincere? Perché se il re torna in G7 si espone di nuovo con la scoperta. Su torre B7, re G8,
donna B8. L'unico problema sarebbe allora se para lo scacco con la donna F8, questo sarebbe l'ultimissimo problema, allorché qua dobbiamo vedere se possiamo vincere, forse in tale posizione possiamo vincere con donna E8, forse donna E8 da vantaggio decisivo. Sono quasi sicuro che la mossa sia questa, proviamo a farla. No! Non è corretta, non è corretta. Ok, questo è 3178, abbiamo sbagliato un altro esercizio. Che facciamo? Andiamo a vedere com'era la soluzione. Andiamo a vederla. Eccoci, appena messa la posizione su chessbase. Allora, sembra che qua il finale non era sufficiente per vincere, è sufficiente per pareggiare. Qua ovviamente non bisogna giocare G5 per alfiere E5 che perde. Qua ovviamente una mossa come G per H5 è fatta. Torre B7 sembra vincere, ma in realtà c'è anche H per G4, ma il vero problema è torre H2, 2 punti esclamativi, perché su Re per H2 donna per F4. Su donna per H2, donna per F3 e il nero ha un attacco decisivo. Donna F1, donna G2, H per G4 deviazione, Re G3, alfiere E5 obbligando il re a spostarsi dalla donna e la donna cade. Quindi torre B7 perde. Allora qua come sempre gli unici due errori in questi esercizi di tutto questo puzzle race è che i pedoni passati vanno spinti. Quindi qua bisogna giocare D8, 2 punti D8 è la mossa che vince. Vediamo perché vince D8. Torre per D8, donna C7. In realtà era una combinazione semplice, un semplice attacco doppio. Donna C8 non era per nulla difficile, quindi come sempre i pedoni passati vanno spinti. Per due anche l'altro problema era non aver spinto un pedone passato, quindi questo è grave. Ho detto che per penitenza avrei fatto degli esercizi sul pedone passato, dovrei farne molte di più. Quindi ok, abbiamo perso una seconda opportunità. Vediamo un attimo la soluzione. Su donna per F4 ovviamente c'è matto da tutte le parti. Matto. C'erano anche altri matti. E su D8, se gioca il sacrificio di torre, ora semplicemente non ha nulla perché abbiamo una donna e la donna in D8 frena l'entrata in D2. E se gioca H per G4, Re per G4 non ha scacchi, è la stessa posizione di prima. Se gioca torre per D8, donna C7 vince. Attacco doppio, Re H6, e si gioca donna per D8, in realtà c'era ancora da farlo bene, che per esempio su torre per D8, torre per D8 è sbagliata, vince il nero perché gioca donna F5, Re G3, alfiere E5, questa era tutta la combinazione, qua si vede tutto l'elo di 3150 punti dell'esercizio, donna F5, Re G3, alfiere E5, Re F2, ora lui può provare a catturare la torre, ma se cattura la torre non è che prendiamo in B8, diamo matto e vinciamo, prendere in B8 vince, può dare scacchi ma gli scacchi non portano uno, alfiere 2 unica mossa, se no ci sono i perpetui, donna C5, e ora qua gli scacchi dovrebbero finire, per me non è ancora chiaro, per il motore è già chiaro, e qua donna C6, ora vediamo come scappa il motore, Re F2, donna C5, Re F3, donna C6, Re 3, donna C3, Re E4, senza paura, non ci sono scacchi, donna D4 serve uno scacco fastidioso ma c'è la nostra donna, donna C4 è controllata dall'alfiere, B4 dalla torre, su donna C2 cade l'alfiere e poi vinciamo, e su alfiere per B8 giochiamo donna per B8, unica ma sufficiente, di nuovo non ha scacchi, può iniziare a dare degli scacchi, se catturassi in H4 prende matto, se non ci fosse matto sarebbe patta teorica, che è un esercizio difficilissimo, almeno 16 mosse con tutte le ramificazioni, però vabbè, in realtà sì, la mossa di 8 era chiaramente migliore, poi probabile si scappi da qui. Quindi ci rimane solo una possibilità, vediamo se riesco la volta prossima a superare perlomeno l'esercizio 60.
fare più di 60, poi magari in un futuro proverò a rifare un'altra raffica oltranza e proverò a farne alcune in più. Comunque sì, gli esercizi diventano difficili, ma è un buon metodo di allenamento.